L'abbiamo chiamato Patto con i sindaci della salute e della sanità. 10 punti programmatici, quelli contenuti nel patto con i nuovi direttori e direttrici delle aziende sanitarie del Veneto, ridefiniti sindaci della sanità. A Palazzo Balbi, dunque, la firma con tutti i neoeletti ed elette per siglare formalmente l'impegno che li aspetterà nei prossimi anni di dirigenza. Dalla promozione e il rafforzamento della telemedicina, dal rapporto tra ospedale e territorio agli ospedali di comunità, senza tralasciare l'attenzione all'umanizzazione delle cure, l'abbattimento delle liste d'attesa, l'avviamento di progetti di divulgazione per i cittadini e l'attenzione alla conciliazione vita-lavoro per il personale sanitario. Parla di sfida che integra diversi livelli e che guarda la complessità degli obiettivi il presidente Stefani, tenendo conto di un 11° importante punto, la vicinanza alle persone. Voglio che siano figure in mezzo alla gente, che ascoltino i cittadini, che sappiano anche dialogare con ciascuno di loro. È importante che i nuovi direttori generali siano in mezzo ai cittadini. Questo è il punto, principale, che poi spiega tutto il resto. Nessuna priorità, perché i 10 punti rappresentano 10 emergenze attuali e definiscono la nuova agenda programmatica della sanità regionale. Dobbiamo reingegnerizzare, come mi piace dire, il sistema sanitario regionale, in cui abbiamo una cintura di prossimità che è rappresentato dalle case di comunità, dagli ospedali di comunità, che devono essere quella sorta di polmone nel momento in cui il paziente viene dimesso dall'ospedale per acuti e deve essere, riabilitato prima di essere consegnato a domicilio. L'ospedale come hub per i pazienti acuti, un sistema di comunità mediche dove poter gestire le cronicità e le degenze a lungo termine, implementando l'assistenza domiciliare, concentrare nei centri di alta specializzazione le innovazioni degli strumenti. Dove la tecnologia deve essere concentrata in centri che hanno alto volume di attività, perché l'alto volume di attività vuol dire migliori outcome in termini di risultato delle cure sia chirurgiche che mediche, ma soprattutto questo permette poi di riuscire a dare sostenibilità al sistema. Un altro problema da affrontare è la mancanza di personale. Da un lato l'obiettivo è quello di investire sul welfare e sugli stipendi, dall'altro creare opportunità per i giovani specializzandi. Con questo bilancio destiniamo 4,5 milioni di euro al raddoppio dell'entità delle borse di specialità per i medici di medicina generale. Oggi, da quando approveremo il bilancio, loro guadagneranno tanto quanto gli altri specializzandi.